Eccoci, benvenuti a questo nostro focus, l'approfondimento quotidiano della nostra testata giornalistica. Oggi ci occupiamo di scuola e l'abbiamo intitolato No agli accorpamenti, un piano di razionalizzazione nazionale che ha anche ricadute ovviamente nella nostra Sicilia, è un piano che sta facendo discutere perché questa razionalizzazione forse riguarda più la spesa che invece la possibilità e l'offerta formativa per studenti. Oggi cercheremo di capire meglio cosa vuol dire questo accorpamento, questo piano che dicevamo anche già portato in piazza studenti e anche docenti a Catania all'Istituto Aeronautico Ferrarin, che si oppone appunto a questo accorpamento all'Istituto Nautico, ma non solo di questo parleremo. Diciamo, questa è la punta dell'iceberg di una situazione che sicuramente non farà bene né ai docenti né soprattutto agli studenti e alle famiglie. Questo pomeriggio ne parleremo con Laura Squillaci, buonasera, che è presidente del Consiglio d'Istituto, proprio di questo appunto Istituto Aeronautico di Catania Ferrarin, che la vediamo anche, abbiamo visto in questi giorni, abbiamo seguito anche nei nostri telegiornali proprio le proteste, ma anche le manifestazioni molto vivaci degli studenti e soprattutto anche delle famiglie. Lei rappresenta anche le famiglie, 600 alunni della scuola, e quindi insomma fate sentire alta la vostra voce e ora ne parleremo. Ringrazio anche per essere con noi Giorgio Laplaca della Federazione Gilda degli Insegnanti. Buon pomeriggio, non è la prima volta che la interpelliamo, professore, anche perché vorremmo capirne di più anche dal punto di vista di chi vive la scuola dall'altra parte rispetto ai genitori e agli alunni. Ringrazio anche Maurizio Franzò, anche lui altre volte l'abbiamo interpellato, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Sicilia. Grazie e buon pomeriggio. Sappiamo che lei tra l'altro è stato veramente doppiamente gentile, doppiamente la ringraziamo, sappiamo che non sta proprio benissimo, ma ha voluto anche partecipare. Influenza di stagione. Influenza di stagione che purtroppo colpisce molti di noi, ha colpito. Allora, Laura Squillaci, partiamo da voi perché appunto avete fatto rumore, ma perché siete veramente preoccupati. C'è la perdita dell'autonomia di questa scuola, lo ricordiamo, un istituto che tra l'altro ce ne sono 3 solo in Italia, 54 anni di vita, di autonomia e anche di formazione professionale importante. Sì, diciamo l'istituto è uno dei 3 istituti storici d'Italia, tra cui l'altro è quello di Roma e di Forlì. Forma non solo piloti ma anche manutentori, meteorologici e oltretutto anche figure diciamo abbastanza importanti sia nel campo civile che militare. Questo accorpamento diciamo, preoccupa molto le famiglie. Io in questo momento sto rappresentando quasi 600 famiglie, ho l'onore di essere portavoce, ma non solo per le famiglie ma anche e soprattutto per gli studenti, perché gli studenti la vivono in un modo abbastanza disagiato, perché questo accorpamento, nonostante la scuola era con l'autonomia, è stato un accorpamento diciamo, contro anche il volere, il parere del Consiglio diciamo, provinciale appunto, esatto, scolastico che lo ricordiamo aveva dato voto sfavorevole all'accorpamento dell'Istituto Tecnico Aeronautico insieme a quello di una piccola scuola di sci Catena. La interrompo solo un momento perché vorrei chiedere una cosa tecnica a Giorgio Laplaca. Cosa prevedeva? Cioè perché si accorpa, perché si razionalizza? Lo dicevo all'inizio, cioè qual è la logica che sta dietro questa decisione poi a livello legislativo nazionale? Allora, intanto buongiorno e grazie di avermi invitato ancora una volta. Tutto parte dal decreto interministeriale che è uscito qualche mese fa, esattamente il 30 giugno, nel quale è prevista una riduzione delle istituzioni, tenendo conto che ogni provincia, ogni regione dovrebbe avere un numero di alunni medi per istituto pari circa 960 alunni.
questo era l'idea della razionalizzazione. Ovviamente l'obiettivo è quello di risparmiare in termini di spesa pubblica gli stipendi del dirigente scolastico e del direttore amministrativo, però quello che molti sanno nel concreto è che nell'accorpamento ci saranno ovviamente altre riduzioni sia del personale di segreteria e di applicati di segreteria, assistenti tecnici, ma soprattutto dei collaboratori scolastici, ma ci sarà anche una riduzione delle cattedre, e questo purtroppo l'abbiamo già visto quando qualche anno fa c'è stato l'accorpamento di anche questo non in linea con le norme nazionali, quello che è stato di San Giovanni la Punta del Polivalente. Certo. Professore, questo avrà ricadute per gli studenti? Di fatto sì, sia per gli studenti che per le famiglie, perché intanto perché comunque a quel punto la dirigenza dovrà essere o da una parte o dall'altra. Poter intercedere e quindi comunicare con il dirigente scolastico diventerà più complicato, perché il dirigente scolastico che si suddivide su due plessi, su due istituti, significherà ovviamente che avrà meno tempo per poter ricevere alunni, studenti ma anche insegnanti. Ma a mio avviso, nello specifico, stiamo andando a unire due professionalità importanti, quale è il nautico insieme all'aeronautico, che hanno bisogno di investimenti aggiuntivi, perché sono appunto i soldi che vengono spesi, in questo caso il Ferrarin, per i ragazzi che fanno lavoro. Quindi ci si utilizzerà il fondo di istituto, purtroppo non per forza valorizzando quella che è la specificità. A tal proposito, questo accorpamento secondo me fanno bene a protestare tanto gli studenti quanto i genitori e gli insegnanti, perché non solo non era previsto, ovviamente era salvaguardato dall'incontro provinciale, ma perché anche le norme prevedono che istituzioni come questa, tipo l'aeronautico, ma ripeto, la stessa cosa l'avremmo potuto discutere per il nautico, dovrebbero essere salvaguardate proprio perché sono delle professionalità particolari. Assolutamente, certo, assolutamente. A questo proposito vorrei sentire il preside Franzò, perché voi siete praticamente anche tirati in ballo in questa manovra, che qualcuno ha detto che serviva solo per fare cassa, ma di fatto poi si traduce invece in una difficoltà poi anche di gestione, no? di quella che è appunto l'attività scolastica. Allora, è ovvio che un'operazione del genere è finalizzata a fare cassa, cioè questo è evidente, perché razionalizzare vuol dire razionalizzare la spesa, cioè non vuol dire con questo razionalizzare l'offerta formativa nel territorio, perché per fare questo bisogna fare un lavoro molto più particolare, molto più attento. Io dico che questa è un'ulteriore occasione perduta, perché in realtà non si sta razionalizzando l'offerta formativa nei territori, si sta semplicemente razionalizzando la spesa. Quindi è una riduzione, come diceva l'amico Plaghi, una riduzione di 93 dirigenze scolastiche, di 93 posti di DSGA, con tutti gli effetti collaterali che ne possono derivare. Accorpare le scuole significa rivedere gli organici del personale ATA, significa anche rivedere in taluni casi anche gli organici del personale docente. Questi sono effetti collaterali, tra virgolette, che non venivano specificati perché si pensava che il problema venisse addebitato solo ai posti di dirigente scolastico e di DSGA, ma così non è. Certo. Nello specifico per l'Istituto Ferrarini, ero presente alla conferenza di Palermo, abbiamo assistito presso l'assessorato a una cosa che non si era mai verificata negli anni precedenti. Io sono lì seduto almeno da più di 10 anni e per la prima volta in assoluto abbiamo visto che in parte le delibere dei consigli provinciali sono state stravolte, quindi paradossalmente ciò che proveniva dal territorio, e il territorio era a conoscenza delle dinamiche di quello che accade, è venuto un pochino stravolto, dove dai territori delle varie province erano arrivate 85 soppressioni, 84 soppressioni, si è arrivati non a 93, ma addirittura ci hanno elencato 96 soppressioni, quindi 3 in più rispetto alle necessità, da cui l'assessorato si è riservato di rivedere un pochino il piano. Quali sono i margini? Quali sono i margini di trattativa a questo punto? Margini ce ne sono pochissimi, perché in realtà non tutti, perlomeno facciamo
diciamo, facciamo finta di non sapere che entro il 31 di dicembre le regioni devono trasmettere il piano al Ministero. Se non viene trasmesso, il Ministero si sostituisce commissariando le amministrazioni. Quindi il termine del 31 dicembre non è affatto una proroga ottenuta da questo o da quell'altro governo, stava già nella norma. Devono trasmettere tutto entro il 31 dicembre. Probabilmente, anzi questo mi risulta perché non ci hanno poi ritrasmesso questa articolazione del piano, stanno rivedendo, ma i margini di manovra sono su 2 o 3 scuole, hanno combinato alcuni pasticci anche nella provincia di Enna, provincia di Catania c'è questo del Ferrarin che non riusciamo a comprendere, come per esempio a Siracusa c'è un istituto comprensivo tranquillo di 720 alunni che è l'Archimede di Siracusa, tutto in una volta viene soppresso e aggregato a un altro istituto senza comprenderne la logica, quindi certo, qualche elemento, diciamo, anche questo anomalo. appunto lascia molto insomma, da pensare, anche da discutere. Io chiedevo invece, come rappresentanti voi non vi fermate, anzi avete presentato una lettera aperta, già avete avuto una prima interlocuzione con il sindaco di Catania, che ricordiamo i sindaci e i presidi fanno parte della commissione provinciale, e avete avuto una risposta positiva insomma da parte, però l'interlocutore vero è l'assessore Turano. Tra parentesi posso anche dire che non l'avevamo invitato, lui ci ha detto che in questo momento in aula, in Parlamento, all'Ars si sta appunto discutendo della finanziaria, quindi era impegnato, però sarebbe stato utile, ecco, sentire anche voi vi state rivolgendo anche a lui. Noi abbiamo mandato anche una lettera aperta sia all'assessore Girolamo Turano che al presidente della regione Schifani. Appunto una lettera aperta dove spieghiamo le nostre preoccupazioni, anche capire il perché dobbiamo dire che è partito tutto quando l'ufficio provinciale ha chiesto un parere. Allora, mentre il Ferrarin aveva dato parere sfavorevole, quindi voleva l'autonomia, il Nautico, l'Istituto Duca degli Abruzzi, invece ha chiesto esplicitamente l'accoppamento con i Ferrarin, quindi l'assessore Turano si è trovato sul tavolo proprio questa proposta, ma nonostante ciò ci sia stato appunto il voto sfavorevole da parte della commissione provinciale, sì. Non so perché appunto, come diceva prima lei, in 50 anni non si è mai sentito che un assessore provinciale, regionale ribalti o diciamo un parere. Sì, noi non ci fermeremo comunque, andremo avanti perché vorremmo capire il perché se si parla di numeri non siamo su quello, perché il Ferrarin ha la sua specificità, quindi è un rientra anche nei numeri. Esatto, no? e anche i numeri, perché non sono 400 ma bensì c'è molto di più, anche perché noi abbiamo avuto anche, devo dire, purtroppo la pandemia durante il 2020-2022, la pandemia ha fatto scendere il numero di iscritti, ma quello penso in tutte le scuole, però adesso abbiamo visto il risultato. Certo. Noi ci fermiamo solo per qualche minuto e poi ritorniamo subito in onda. Ci occupiamo di scuole, accorpamenti. Professore La Placa, come Federazione Gilda voi avete anche presentato dopo la conferenza regionale, credo dei primi di dicembre, una richiesta, non solo appunto le famiglie, ma anche una richiesta formale anche al Presidente della Regione Schifani, e leggo qui nel comunicato, affinché intervenga come garante per monitorare attentamente l'operato del suo assessore. Parliamo appunto dell'assessore Turano. Avete avuto risposta? C'è stato insomma, un feedback rispetto a questa vostra richiesta? No, è una cosa che mi dispiace molto, anzi a tal proposito volevo fare delle precisazioni di quello che sto detto. È giusto dire che la conferenza provinciale all'unanimità, e questo è importantissimo visto che i membri della conferenza provinciale sono di schieramento politico diverso, i sindaci che ne fanno parte, all'unanimità aveva garantito la salvaguardia proprio del Ferrarin e bocciato la richiesta dell'accorpamento con il Nautico, e questo ha già dell'inspiegabile. Anche l'atteggiamento dell'assessore, anche se io personalmente non ero presente perché ero purtroppo contemporaneamente a una riunione al Ministero
con anche dirigente nazionale, quindi ci ha portato sostanzialmente, cioè chi mi ha riportato la cosa ci ha turbato l'atteggiamento dell'assessore Turano, anche perché non ha dato spiegazioni sul fatto che non ha voluto rispettare le disposizioni provinciali, in questo caso del verbale della consulta provinciale. Tenete anche presente che la legge prevede non tanto che la riduzione degli alunni dovrebbe, ammesso che sia di 400 alunni, che deve essere di un anno, ma come il collega dell'ANP si ricorderà perfettamente, deve essere di almeno 5 anni la riduzione al di sotto dei 600 alunni. E questo non mi risulta che sia un caso appartenente, comunque appartenga al Ferraris. A tal proposito, io ho già invitato la RSU, che come ho fatto con il Ferraris di San Giovanni la Punta, abbiamo impugnato la delibera e dopo qualche anno, perché purtroppo la magistratura ha i suoi tempi, abbiamo ottenuto di nuovo la disgregazione, quindi il separare le due istituzioni, con tutto quello che ne ha comportato. Ovviamente è giusto che lo sappiano i telespettatori, significa che pagheremo di tasca, perché già è stato condannato l'assessore precedente che aveva fatto ingiustamente, illegittimamente questo accorpamento a risarcire sostanzialmente i lavoratori. Abbiamo avuto una condanna di oltre 10.000 euro che ha pagato il nostro avvocato per aver sviluppato illegittimamente gli istituti. Sto parlando sempre della punta. Chiarissimo, chiarissimo. Dovremmo avviare un ulteriore processo. Probabilmente questo è il motivo per cui abbiamo pubblicato il verbale che stiamo aspettando e che sicuramente impugneremo nelle future, visto che oltretutto il Presidente... Certo, questa è un'azione concreta che farete. Presidente Franzò, il 31 dicembre si avvicina e dunque cosa accadrà poi? Io sono purtroppo convinto che il 30 di dicembre verrà trasmesso all'USR, come la norma prevede, il piano, cioè il Ministero tramite USR, il piano per il previsto parere, e molto probabilmente la settimana successiva sarà emesso il decreto di razionalizzazione. Per me è stata di nuovo un'ulteriore occasione mancata, lo dicevamo già da settembre, da più di 3 mesi diciamo che su questa operazione bisognava andare cauti e noi ci aspettavamo, faccio subito una piccola osservazione, a dicembre quando ci siamo riuniti noi sapevamo che eravamo arrivati a 84 scuole da sopprimere. Ci chiedevamo di un aggiornamento di una settimana per verificare quali altre 8, 9 o 10 scuole in più dovevano essere soppresse. Il problema è un altro, che in realtà noi ci aspettavamo che da alcune province si facesse un sacrificio maggiore, cosa che non è avvenuto. Le do un numero. Nella provincia di Palermo abbiamo 44 scuole date a reggenza, sono state soppresse solo 19 scuole. I numeri delle scuole soppresse nelle province piccole sono numeri abnormi rispetto alla popolazione scolastica e alle scuole presenti nei territori. 6 in provincia di Ragusa, 11 in provincia di Siracusa, cioè noi ci aspettavamo qualcosa in più, uno sforzo in più nelle città metropolitane, mi riferisco a quella di Palermo, e invece questo non è accaduto. Questo cosa può voler dire? Può voler dire che ci possono essere, anche se l'USR assicura che questo non accadrà, degli esuberi in alcune province e quindi una migrazione all'interno della regione. Certo è che chi paga di tutto questo è una mancata opportunità. Si poteva razionalizzare partendo dalle scuole sottodimensionate e non certo dai circoli didattici come è stato chiesto, oppure potevamo fare un'operazione un po' più serena nei territori. Questo secondo me non è stato fatto. Qualche giorno fa ho sentito una sua collega di Catania che probabilmente avrà anche questo, cioè avrà questo passaggio, sarà accorpata, una scuola media con un istituto comprensivo, e mi diceva che per lei rappresentava invece un'opportunità, perché non avendo locali idonei per organizzare incontri o addirittura la palestra, questo passaggio sarebbe stato invece per lei favorevole, con tutto considerando il fatto che però uno dei 2 dirigenti scolastici doveva andare via. Lei cosa ne pensa di questo? Cioè, accadrà anche questo? Io sono fortemente d'accordo sul fatto che alcune cose vanno riviste.
perché il circolo didattico solo così a volte non ha quelle competenze professionali che può consentire agli studenti, ai ragazzini, ai bambini di poter svolgere delle attività. Quindi la trasformazione dei circoli didattici in istituti comprensivi, questo va nelle cose, bisognava farlo già da tempo, così come una ridefinizione dei plessi, anche questo. Ecco perché sto dicendo che dai territori potevamo noi registrare quali erano le possibilità per migliorare l'offerta nel territorio. Ci sono scuole che non hanno palestre, un accorpamento può anche significare questo, per carità, ovvero una scuola piccola dove sono pochi gli assistenti amministrativi perché ci sono delle tabelle ministeriali, laddove si crei una scuola con 700, 800, 900 alunni non è il male peggiore, voglio dire, si può lavorare. Ci sono tanti piccoli nodi che vanno affrontati. Uno tra tutti è per esempio la revisione dei personale ATA che nelle scuole. Le faccio un esempio: negli istituti comprensivi non è previsto la figura di assistente tecnico. L'assistente tecnico perché negli istituti comprensivi in linea teorica non dovrebbero lavorare i ragazzini nei laboratori e quindi non è prevista la figura di assistente tecnico. E questo è un male perché ormai i laboratori esistono da tempo, ci sono laboratori di informatici, multimediali. Quindi paradossalmente ci sono tanti micro problemi che andrebbero affrontati e invece noi affrontiamo quello più semplice, che è l'accorpamento, la riduzione della spesa, e questo diciamo si risolve con un decreto e via tutto. Però in realtà ci sono delle competenze, delle realtà nei territori che anziché essere valorizzati così vengono un po' mortificati. Questo è l'altro lato della medaglia. Giorgio La Placa, come Federazione Gilde, dunque anche dal punto di vista sindacale, questo comporterà anche una modifica o comunque una chiusura di assunzioni, di rinnovo anche del personale all'interno della scuola, se ho capito bene anche questo? Sì, intanto anche io vorrei dare dei numeri per far capire che non c'è stato sicuramente un principio equilibrato. La media degli adulti per scuola della provincia di Catania con questo taglio si ridurrà, cioè farà di circa 1008 alunni medi, mentre a Palermo, sempre con questa riduzione, sarà al di sotto dei 950 alunni medi. Vi ricordo che la legge prevedeva una equiparazione al 960 come media. Quindi per far capire che sono d'accordo con il collega Manzò, che inizialmente avrebbe questo esserci un taglio diverso anche sul territorio. Ovviamente Catania purtroppo è quella provincia che è stata più penalizzata in tutto questo taglio, non rispettando appunto la norma che parlava, ripeto, di una media di 960 alunni, che si sarebbe avuto con 12 istituzioni in meno, anzi con 11 istituzioni in meno nella provincia di Catania. Ne stanno togliendo 19. Per quanto riguarda i numeri, ne stanno togliendo 93 istituzioni scolastiche nella regione Sicilia, ma in realtà secondo il decreto interministeriale ne avrebbero dovuto togliere 92. Quindi in teoria già ne stiamo togliendo uno in più rispetto a quelle che sono. Poi per correggere l'informazione, in realtà è vero che le regioni hanno tempo al 31 di dicembre per comunicare il piano, ma possono intervenire entro il 30 di gennaio per fare eventuali rettifiche del Ministero. Quindi in teoria loro potrebbero già adesso dire ne facciamo 92-93, ma poi ci sono in realtà altri tempi un po' stretti, giusto? Insomma, allora, se ho capito bene ci sono ancora margini per poter intervenire. Io vorrei una cosa conclusiva perché purtroppo il nostro tempo è scaduto, quindi le chiedo solo una cosa breve conclusiva. Questi problemi significheranno meno posti perché ci saranno ovviamente delle perdite di cattedre sia per il personale ATA ma anche per il personale docente, quindi meno posti per gli insegnanti precari. Assolutamente. Grazie, io mi fermo qui, ringrazio i miei ospiti e vi do appuntamento al prossimo Focus.